Buongiorno. Buongiorno. Siamo a Gold Trail Town. Praticamente hanno ricostruito questa cittadina western utilizzando le costruzioni prese da altre parti degli Stati Uniti, nel Wyoming, nel Montana, nelle altre cose, e le hanno raccolte qui. Quindi la collocazione in realtà non esiste, cioè non è mai esistita una cittadina qui, però le costruzioni però sono Originali. Dei miei tempi, diciamo. Dei miei tempi. E rieccoci a Yellowstone. Secondo giorno a Yellowstone e finalmente iniziamo a fare un bel trail dove praticamente dovremmo fiancheggiare il Grand Canyon di Yellowstone, perché oltre al Grand Canyon in Arizona c'è anche il Grand Canyon di Yellowstone. Ci abbiamo messo un po' per trovare questo sentiero, però alla fine ce l'abbiamo fatta. È quasi l'una, le 13, rimarremo digiuni quasi sicuramente, abbiamo delle piccole riserve di biscotti, un panino di ieri, e quindi vi camperemo con quello. in qualche modo faremo. E poi niente, ci vediamo dopo.
pochi metri dai salti delle cascate. E ora, dopo aver visto l'Artist Point, che è qualcosa di meraviglioso, Mamma mia. Ma guardate, le parole non esistono devi andare per a destra, descrivere quel posto. devi andare a destra. Ora ci saranno una serie invece di viewpoint raggiungibili direttamente da parcheggi, quindi tra poco ce ne saranno un susseguirsi. Tu guida e non Vedrete. correre, e non correre. Buongiorno, buongiorno. Allora, non è che siamo in autostrada bloccati. Dove siamo? All'ingresso di Yellowstone. Ma non è possibile tutto sto burdello, tutto sto traffico. Ma avanza. Cioè, questa è la fila per entrare nel E parco. sono le 9 del mattino, non è che sono le 11. Hai mai vista una cosa del genere? E noi di In un parchi- parco E noi nazionale. di parchi ne abbiamo girati, Ne abbiamo girati sì, ma in questa situazione non ci siamo mai trovati. E vabbè, tra un po' inizierà la giornata e sarà una gran giornata. Sì. Si ci fanno tra sì. Ma soprattutto se troviamo parcheggio, quello è tutto un burdello. Ciao Valim, ciao Valim. Lungo la zona dei geyser. Dopo mezz'ora di fila
E noi siamo scioccati, siamo scioccati. Io pensavo che fosse bello, però rende molto. Allora, secondo noi, Instagram, quando ha creato i filtri, ha preso spunto da Yellowstone. Da Yellowstone, sì sì. in attesa dell'eruzione del geyser che dovrebbe arrivare tra credo una mezz'oretta, che si chiama Old Faithful. Com'è Old? Faithful.